Francesco Pintori, figlio d'arte, cioccolataio, cosa ci fai vedere oggi? Vi faccio vedere come si prepara un uovo di Pasqua, tempereremo il cioccolato come si può fare anche a casa, comprando delle barrette di cioccolato e poi squagliandole. Vi farò vedere tutti quanti i passaggi per poter realizzare un mezzo uovo e poi andremo a decorarlo. Quali sono gli ingredienti principali di un buon cioccolato? Sicuramente delle buone fave di cacao che noi importiamo dall'America Latina, poi un buon burro di cacao, zucchero e un pizzico di lecitina di soia che serve come emulsionante. Noi adesso abbiamo il cioccolato già sciolto. Facendolo a casa, sciogliendo delle barrette di cioccolato, avete due metodi per poterlo fare, o a bagnomaria oppure con l'utilizzo di un microonde. Scegliendo questo secondo metodo dovete stare attenti a non rovinare il cioccolato perché potrebbe raggiungere temperature troppo elevate e danneggiarsi. Quindi fate con calma, 1 minuto per volta e il risultato sicuramente sarà ottimale. Adesso andiamo a misurare la temperatura con un normale termometro da cucina e ci assicuriamo che sia intorno ai 42 gradi. Bene, ci siamo. Quindi, una volta fatto questo, andiamo a temperare il nostro cioccolato. Quindi, versiamo il nostro cioccolato sul banco. Ok. Ricordatevi di tenere la ciotola ben pulita, in modo che questo cioccolato che abbiamo lasciato qua non si cristallizzi e non faccia poi dei grumi. Adesso noi semplicemente andiamo a spatolare il nostro cioccolato e piano piano lo porteremo a temperatura. Adesso mettiamo il cioccolato dentro la nostra ciotola e facciamo in modo poi di portarlo tutto quanto alla temperatura che abbiamo detto, intorno tra i 30 e i 31 gradi e mezzo. Adesso siamo pronti per versare il nostro cioccolato dentro lo stampo dell'uovo di Pasqua. Quindi versiamo, non c'è bisogno di riempirlo fino all'orlo. Ecco, una quantità come questa è sufficiente. E iniziamo a ruotare l'uovo. Mi raccomando, arrivate fino alla fine dell'uovo, fino alla fine del bordo, diciamo. Ecco qua. Dopo aver fatto il primo strato aspettiamo qualche secondo in modo che inizi a cristallizzarsi e poi facciamo di nuovo girare l'uovo in modo che faccia un altro strato. Bene, facciamo anche il secondo giro. Non bisogna aspettare troppo. Una volta che si vede che il cioccolato è iniziato a cristallizzare, si può già subito dare il secondo giro e aspettiamo di nuovo. Ok, ci siamo. Bene, vedete, il cioccolato gira poco e quindi andiamo a svuotare il nostro eccesso. Facciamo così e via. Ok. Ok, una volta fatto questo, puliamo un po' il bordo, lo tiriamo su e lo mettiamo a bocca in giù. Questo ci servirà perché intorno all'uovo si deve creare un piccolo bordo che ci servirà poi per andare ad accoppiare le due metà. Abbiamo preparato anche diciamo l'altra metà che la faremo al cioccolato bianco. Adesso andremo con questo cioccolato qua a fare un bordo su tutta la superficie. Non abbiate paura di abbondare, tanto servirà tutto per riuscire a incollare lo stampo, le due metà. Ok, questa è la sorpresina che andremo a mettere dentro, nel nostro caso che è un sacchettino di biscottini. Poggiamo l'altra metà e solleviamo l'uovo. Ok, adesso aspettiamo qualche secondo. Lo teniamo fermo in modo che non si apra.
Ok, adesso con questo cioccolato andremo a fare il bordo del nostro uovo, in questo modo qua. Facciamo una piccola pallina e tiriamo giù, così. Poi ci giriamo l'uovo dall'altra parte, in questo modo, e facciamo la stessa cosa. Ok, adesso dobbiamo prendere il nostro uovo, metterlo in questa posizione qua sulla basetta. Ok, e andremo a realizzare la nostra scritta. Una volta fatta la scritta la possiamo magari arricchire con qualche sottolineatura e qualche puntino. E andiamo a fare il fiocco.